pomeriggio, ben trovati. Torniamo con il nostro Sicilia 24 Focus e lo facciamo per occuparci di una storia che è contemporaneamente una storia d'amore che ha portato alla nascita di due bimbe, di due gemelline, Adele e Isabel, ma è anche una storia di competenza, di professionalità, di scienza, di dedizione e di quella, come dire, ce la facciamo, che porta molto spesso alla buona riuscita delle cose. Io oggi, grazie ai nostri ospiti, vi racconterò la storia della nascita di Adele e Isabel e lo facciamo subito dando il benvenuto al dottore Antonio Rapisarda, che è il direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Lungo lungo, ma ce l'abbiamo fatta. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Allora, di questa storia ovviamente se ci sono due bambine ci sono i genitori e dunque fanno parte di questa storia i genitori di queste due bimbe che in questo momento chiaramente si trovano sotto osservazione perché sono nate piccine a 30 settimane di vita, ma stanno bene, e quindi saluto la mamma Immacolata e il papà Gilberto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, felici quanto? Partiamo da là intanto. Felicità a 1000? Immensamente. Molto felici, perché oggi raccontiamo la storia di un processo che ha portato alla nascita di queste due bimbe, voluto fortemente nonostante delle premesse complicate, no? Perché mamma Immacolata è una donna che ha subito un trapianto di rene e dunque questo per una persona che poi deve concepire poteva comportare delle difficoltà. Non sono un medico, i medici ci sono, ne parleranno loro. Ne vedo un altro collegato dei nostri ospiti che è il dottore Sebastiano Bandiera. Buon pomeriggio dottore, ci sente? Buon pomeriggio a tutti. Benissimo, grazie. Ginecologo della ginecologia del Policlinico Rodolico San Marco di Catania e medico ginecologo della signora Immacolata. Allora, cominciamo dalla fine. C'è stato un intervento che ha permesso di far nascere due bimbe bellissime, dottore Rapisardo, un intervento che ha comportato una necessaria multidisciplinarità e in queste cose, devo dire, emerge tutto il buono del nostro servizio sanitario nazionale. È andata così? È andata certamente così, ma il conforto di tante altre strutture ovviamente serve anche nel corso della gravidanza, non solo durante il cesareo, perché si tratta di un caso estremamente delicato dove con onestà la gravidanza spesso viene sconsigliata, perché io ricordo a tutti che la gravidanza è credo l'unico caso in natura in cui viene accettato un trapianto perché la donna ha mezzo bambino che ha anticorpi del marito, che non accetterebbe in nessun'altra condizione, quindi è già una situazione particolare. La signora chiaramente che aveva già avuto una gravidanza prima del trapianto di reni voleva avere un'altra gravidanza e certamente a un essere umano, una donna soprattutto, si può togliere tutto tranne che la speranza di avere figli. E allora no, il dottore Bandiera non si è sentito di dirlo, noi non ci siamo sentiti di dirlo, il nostro responsabile dei trapianti, che è il professore Verù, non si è sentito di dirlo. Noi siamo stimolati da una direzione strategica che è molto propositiva da questo punto di vista, guidata dal dottore Santonocito, e anche il nostro rettore, devo dire, è molto sensibile a questo tema e ci stimola sempre a essere propositivi. E allora perché bisognava dire no? Si è detto sì, ma è un'assunzione di responsabilità immensa. E siamo riusciti, soprattutto l'attenzione del dottore Bandiera e la compliance della signora, della coppia, che è fondamentale, si è riusciti ad arrivare a 30 settimane e lì poi entrano altre componenti perché c'entra la qualità della nostra neonatologia che è guidata dal dottore Saporito. Noi abbiamo neonatologi che sono davvero molto bravi. Queste bimbe non sono state neanche intubate, nonostante fossero di 30 settimane ed erano gemelline, quindi un po' più piccole. Okay. Hanno avuto soltanto un tantino di supporto, adesso li stanno accompagnando solo per farli crescere, quindi sono a rischio zero. Siamo stati fortunati? Certamente sì, ma voglio dire, certamente siamo stati bravi. Gli anestesisti, io dovrei fare un elenco, ringraziamo tutto il personale,
del Policlinico San Marco, e così possiamo concludere. Se no dovremmo fare un elenco proprio per sottolineare la qualità dei professionisti che si sono messi all'opera per arrivare a questo splendido risultato. Allora andiamo da questi genitori, dottore Rapisarda, proprio perché vorremmo la storia proprio raccontata da loro, no? Da quando questa mamma testarda ha detto no, vabbè, io ho bisogno, voglia, sento il desiderio di allargare la famiglia, perché voi avevate già un primo figlio maschietto? Una femminuccia. Tutte donne. Sto papà è disperato, tutte queste donne. Il papà è un uomo felice con 3 figlie femmine. Il papà è un uomo felice, giustamente. Però la mamma Immacolata ha detto no, voglio tentare. Un tentativo che è stato avallato dai medici. Ha mai pensato, ha mai avuto la preoccupazione di rischiare la vita, e quindi ha mai pensato no, vabbè, ma forse è meglio che io mi fermi? La paura c'è stata durante la gravidanza, un po' di paura è normale che ci sia, comunque sia. È stata una gravidanza ad alto rischio e quindi un po' di paura c'è stato. Però io sin dall'inizio volevo affrontare questa gravidanza anche perché le condizioni terrene me lo permettevano, perché non c'era stato alcun rigetto in 9 anni o un rischio, niente. E quindi le condizioni me lo permettevano e io volevo affrontare una gravidanza, non sapendo che poi si rivelasse gemellare e quindi il rischio è aumentato. Quindi il ginecologo, signora Immacolata, che vedo tra l'altro nella nostra inquadratura sopra di voi, il dottore Bandiera, alla presenza di 2 cuoricini, come ha reagito? Non lo vediamo più, ma adesso ritornerà sicuramente. Va bene, lo ripeschiamo certamente. Quindi quando avete saputo, l'avete visto in fase chiaramente di ecografia, no? Certo. Signora, e avete visto che erano 2, il primo pensiero di mamma e papà qual è stato? Sinceramente eravamo preoccupatissimi perché sapevo a cosa dovevo andare incontro. Sapevo già che era rischioso, ma ne ho visti 2. Ci siamo preoccupati. Troppo. No, vi siete preoccupati per Però la salute di Immacolata, no? Non avete neanche pensato. Sì. E invece, Di più dottore... per Irene, perché sarebbe stato uno sforzo maggiore anche per le analisi magari, cioè tutto, un quadro clinico completo. Allora, dottore Bandiera, l'abbiamo riacciuffato nel nostro collegamento. Quanto è stato più, come dire, quanto si è complicata la situazione alla presenza, come dicevamo, di questi 2 cuoricini? Non abbiamo... Mi è stato posto fin dagli albori, perché dovete sapere che Immacolata è avvenuta in maniera molto previsionale. Non abbiamo purtroppo fortuna oggi con questo collegamento. Andiamo sul dottore Rapisarda che ci completa ovviamente l'argomentare. Beh, guardi, quando un ginecologo decide di seguire una gravidanza così complicata, o è competente o è incosciente. Il dottore Bandiera è molto competente, è anche un pizzico incosciente, quello che serve per dire sì, perché è un'assunzione di responsabilità immensa. Voglio ricordare che c'è un rischio serissimo di sovraccarico del lavoro renale su reni trapiantati e c'è l'uso di farmaci che molto spesso sono controindicati durante la gravidanza e che viviamo in un momento particolarmente delicato per la medicina e per i medici, perché chiaramente nella fattispecie se qualcosa fosse andato storto il dottore Bandiera certo, e quindi grandi meriti alla signora, grandi meriti al marito. Molti meno al marito, di più alla signora. Più alla signora. Il marito di sostegno, anche se certe volte gli uomini, no, a volte l'uomo può dire no, un momento, no, per la preoccupazione sì. nei confronti della moglie, magari poteva frenare. Lei non ha mai frenato, diciamo, il desiderio di maternità di Immacolata, vero? Ma io ero un pochettino disturbante, ma io perché ero preoccupato per lei. Era solo questo, poi una volta diciamo iniziato la gioia credo sia stata tanta. Ci riproviamo ad andare dal dottore Bandiera che oggi con i nostri collegamenti sono un po' ballerini. No. Allora dottore. No, dicevo, Immacolata, quello che sottolinea innanzitutto
caparbietà, perché chiaramente non solo disincentivata ma anche ammonita più volte sugli eventuali rischi. E poi, come dire, come gioco del destino, dice hai deciso di sfidarlo e a questo punto ti premio con 2 doni anziché con uno solo. Chiaramente i nostri parametri sono lontanissimi da quelli dei trapiantologi, per cui per me già alcuni valori, immaginate la funzionalità renale già di suo ai limiti quando affronta una gravidanza a rischio come una gemellare, già da molto prima rispetto a quando è avvenuto il parto, Immacolata per me era a rischio. Cioè, nonostante la sua serenità, quasi quasi mi è servita per affrontarla cioè più che altro la sua determinatezza mi è servita. Chiaramente il collegamento anche con i colleghi del Gemelli, che è il centro nazionale di riferimento per la patologia ostetrica, dove mi dicevano collega, solo 2 casi negli ultimi anni e non da noi sono stati descritti per quanto riguarda una trapiantata con gravidanza gemellare, quindi complimenti, vai avanti. Devo dire che dal punto di vista della collaborazione il nostro centro trapianti è stato veramente eccezionale, perché settimanalmente Immacolata veniva sottoposta a screening, per cui non abbiamo lasciato che nulla avvenisse al caso. E ci tengo a E allora, cosa sottolinea lo sentiamo dopo. Senta, dottore Rapisarda, voglio dire una cosa, spero di riuscire a dirla nel modo più corretto possibile. Tentare una impresa, no? Di questo genere può comportare, come abbiamo sentito, dei rischi importanti che il medico, l'equipe in quel caso, sente di portare avanti. Non è molto spesso troppo facile in tempi in cui i numeri hanno un valore anche per le aziende ospedaliere e i numeri diventano successo, successo, successo. Non è molto facile per incentivare i numeri di un successo lasciar correre casi come questi, cioè non è grande esempio invece assumersi una responsabilità di un caso complesso a qualsiasi costo e a qualsiasi rischio, incuranti forse dei numeri. Certamente quello che dice lei è assolutamente vero, sarebbe stato, lo dico in parole molto semplici, sarebbe stato troppo facile dire la signora deve fare l'aborto perché lei corre il rischio della vita, e certamente la signora, seppur molto motivata a portare avanti la gravidanza, magari spinta in un certo modo, si sarebbe orientata. Io le dico soltanto che chi ama il lavoro che esercita deve comportarsi in maniera onesta e corretta. Esatto, è quello che intendevo. Deve volare alto e passare sopra i problemi che ci possono essere in particolari momenti sociali. Noi peraltro al San Marco siamo il centro STAM, cioè di servizio delle gravide per termine, per 3 province, Catania, Siracusa e Ragusa. Abbiamo il collegamento col 118 e quindi i casi più complicati li prendiamo tutti noi. Diciamo che siamo allenati a seguire casi complicati e siamo orgogliosi di seguire questi casi e di fare felici le mamme come la signora che vogliono portare avanti il dono della vita. Certo, come dicevo poco fa, serve un briciolo di incoscienza, perché se uno si mette davanti tutti i quadri che possono, allora... Però l'incoscienza è sempre comunque con alle spalle la competenza, la professionalità, no? La comune intenzione, cioè è un'incoscienza relativa, forse sta nelle more della vostra professione medica. Diciamo che deve essere un'incoscienza scientifica, certo, nel senso certo, che bisogna associare alla qualità e alla disponibilità. Avrete sentito come si è lavorato assieme al Gemelli, assieme al centro trapianti nostro, come è stata allertata la nostra neonatologia, come la signora si è stata preparata, è stata ricoverata, certo diversi giorni, e se noi avessimo seguito la logica del ricovero breve la signora non dovevamo tenerla, ma ripeto, noi facciamo i medici, quindi quando io sottolineo la parola incoscienza significa che chi fa il medico deve essere cosciente, non è un litigio, ed incosciente. Allo stesso tempo. Deve essere cosciente delle proprie capacità e della propria missione e deve volare alto sopra i problemi che possono nascere. Allora, signora Immacolata, qual è stato il momento più complicato di questa gestazione? Qual è stato il momento più difficile? A circa 7 settimane ho avuto un distacco miocoriale e quindi avevamo paura di perderle. Poi verso la 13ª si è sistemato tutto.
fortunatamente stando a riposo, progesterone e tanto altro. Quindi Grazie anche a mio marito per il sostegno in tante cose, tante. ecco, qua vediamo un'immagine emblematica, no? Molto spesso ci si affida alla fede, alla preghiera. Quante preghierine sono state fatte anche da questo papà? Soprattutto, Tante volte, tante, ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno, sì. Allora, dottore Bandiera, che fa? Ci riproviamo? Ci riproviamo? Ci riproviamo. Ci riproviamo. Allora, un caso particolare, no? Dicevamo, insomma, questo rene che è stato trapiantato. Ci sono tanti casi, dottore, ci sono dei casi anche nel trapianto più o meno complicati, più o meno consigliabile portare avanti altre gravidanze, cioè è trapiantato, vabbè, però ci sono potremmo dire, dei gradi di pericolosità diversi. Dipende se lei intendeva per organo trapiantato. Il rene sicuramente in gravidanza è un rene ad altissimo impatto. Quasi tutti i meccanismi che presentano all'eclampsia, volgarmente agestosi, hanno tutti un'origine renale, e se pensiamo alla caparbietà di Immacolata, che ha quasi preteso un trapianto di un rene che magari non era compatibilissimo, immaginatevi, quando in letteratura ho letto che l'impatto nella gravidanza singola con un rischio di rigetto era già abbastanza alto, immaginate quando poi abbiamo scoperto che invece era gemellare. Comunque, ciononostante, le sfide, come diceva il mio direttore prima, vengono affrontate sempre con una determinatezza. Ormai eravamo lì, per cui ci siamo messi d'impegno. Tengo sempre a sottolineare che gli unici due casi che ci potevano dare consiglio, uno nel 2019 e uno nel 2021, non erano neanche italiani, quindi se io ho messo 10 anni fa se un giorno magari eravamo in grado di affrontare un caso del genere, il terzo descritto in letteratura, magari avremmo detto di no, avremmo pensato ad un progetto velleitario. Invece grazie alla presenza di tutti gli esperti del mio ospedale, tutti i miei colleghi, perché non possiamo dimenticare né il centro trapianti, tutta la nostra azienda, ma io partirei dalle nostre ostetriche, dai nostri anestesisti che non si sono mai tirati indietro. Immaginatevi che Immacolata ha partorito all'improvviso, mettendosi in travaglio a 28 settimane alle 13:30 di un giorno qualunque. Quindi non abbiamo programmato nulla. Credo che una dimostrazione più grande di questa non possa esserci stata. Dottore, allora... Abbiamo chiamato, insomma, le varie figure, le abbiamo chiamate in causa senza nessuna programmazione. Sì, allora abbiamo già Quindi, parlato col direttore dell'importanza di questa equipe multidisciplinare. Ha detto il direttore, se cominciamo a elencare tutti facciamo notte, per cui grazie veramente, grazie a tutti. Questi due nomi, Adele e Isabel, hanno una motivazione particolare? Immacolata? C'è qualche parente, c'è un legame particolare? Perché questi nomi? No, ci piacevano e basta. Era già stabilito. Perché ci piacevano. Ne avevamo alcuni in mente e alla fine quelli che ci piacevano di più abbiamo scelto. Allora, noi adesso facciamo una cosa, diamo la linea alla regia per un minutino e torniamo tra poco per chiudere il nostro focus. Alla E siamo tornati in studio, Sicilia 24 Focus, parliamo di questo caso davvero, non possiamo dire unico, ma insomma il terzo in letteratura medica, di questa nascita di due gemelline da una mamma trapiantata di rene 9 anni prima. Voleva una famiglia numerosa, Immacolata, ma vi fermate qui? No, tranquillizziamo i dottori. Basta. Tranquilli, i medici si sono... Dovevo fare soltanto una gravidanza. Va bene, va bene. Va bene così. Allora, adesso il vostro pensiero è a queste due bimbe, no? Le avete già viste oggi?
Ancora no. Ancora dobbiamo andare. Quindi state fremendo per poter andare dalle bambine. Qual è la situazione, dottore Pisarda? Quanto tempo ancora? Come diceva, poco, diceva inizialmente. In realtà, siccome sono dei prematuri importanti per l'età gestazionale, noi siamo già felici che non abbiano avuto problemi respiratori, esatto, che sono i problemi più gravi dei prematuri. Certamente c'è un problema di peso alla nascita, quindi i nostri neonatologi aspettano che possano prendere un peso adeguato e soprattutto che possano diventare autonomi negli atti fondamentali per la vita di tutti i giorni, per esempio la suzione, per potersi alimentare. Quindi direi che non è prevedibile con certezza il tempo della degenza nella nostra routine, ma è un tempo di grande serenità, di grande felicità, perché andranno comunque con mamma e papà, quindi devono avere pazienza. Allora, dottore Bandiera, questo risultato così importante, no? Lo guardiamo da altri punti di vista, è incoraggiante per altre mamme, per altri papà, è incoraggiante per i medici? Guardiamolo da questa prospettiva. Assolutamente sì, perché dico, vabbè, un caso non fa letteratura, un case report non fa letteratura, però ora che abbiamo avuto modo, perché poi alcuni casi sono stimolanti per approfondire, chiaramente non ci sentiamo i migliori del mondo, ma dalle esperienze si apprende tantissimo, per cui abbiamo anche capito che se si lavora in equipe, soprattutto con chi si occupa di trapianto renale e chi si occupa di monitorare un trapianto renale con l'expertise nella riduzione, per esempio, dei farmaci antirigetto, lì ti può garantire un... Ecco, qui purtroppo il nostro collegamento oggi non regge. Stava parlando del farmaci antirigetto, stava parlando appunto il dottore di questa porzione, no, legata al trapianto. Ma in realtà i trapiantati devono comunque mantenere una terapia antirigetto, perché comunque hanno un organo che non è loro, che ha anticorpi diversi da quelli che l'organismo è abituato a riconoscere. Certo. E ripeto, il problema nel far portare avanti una gravidanza a una donna che ha un organo trapiantato sta proprio in questo. La gravidanza di suo, dicevamo, è già un trapianto, in gravidanza sono già abbassate le difese immunitarie, è la gravidanza che lo comporta. I farmaci antirigetto abbassano ulteriormente le difese immunitarie. Il carico renale è particolarmente importante nella gravida. Figuratevi nella signora che aveva 2 gemellini. Il carico è stato molto importante, sono stati eseguiti con molta attenzione, anche dai nefrologi che non abbiamo nominato quando poco fa. Come no, certo. Dicevo, bisognerebbe fare un elenco immenso. Riteniamoli nominati tutti perché davvero sono stati tutti bravi e soprattutto molto 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 attenti. Anche la signora e il marito sono stati attenti a seguire le indicazioni, perché quella è una parte fondamentale. E poi devo dire, con una donna così volitiva, no? Come ci avete raccontato, la signora Immacolata, papà Gilberto sa che ha ben poco da dire, perché lei mi sembra una, no, che vuole raggiungere il suo obiettivo. Sentivo prima la questione del rene. Si è ritrovata Immacolata a confrontarsi invece con altre mamme che stavano vivendo l'esperienza, per esempio, appunto del trapianto, oppure il desiderio di maternità con delle difficoltà. C'è stato un confronto anche tra mamme? Non lo sento. Purtroppo non la sentiamo, vediamo un po' di far sistemare a loro il collegamento. Oggi funziona tutto al San Marco, ma sti collegamenti... Beh, quello non è un problema medico, per cui... No, scherzo, naturalmente scherzo, dottore. Certo, allora, certo. stavo chiedendo appunto il confronto con altre pazienti, altre mamme. Non so se questo, perché poi c'è anche, si attiva un altro meccanismo, no? Che è il meccanismo da parte della gente, cioè chi vive delle esperienze di preoccupazione in questo senso cerca non solo conforto nella classe medica, quella che valida, quella che abbiamo e che stiamo raccontando, ma anche in chi c'è passata. Ci torniamo da Immacolata, vediamo se abbiamo ripristinato l'audio. Immacolata, mi ha sentito? Sì? Allora, sì, la sento. era arrivata la domanda, c'è stato un confronto con altre mamme? No, purtroppo non c'è stato, però mi sono documentata molto nei forum per chi che aveva avuto delle gravidanze da trapiantato, e quindi sì, ne ho trovate molte, ma non gemellari.
E quindi insomma non è stata, adesso da questo momento secondo me le scriveranno sui social, dappertutto, perché comunque ha trovato un riferimento, no? A Catania, in questa azienda ospedaliera che certamente racconta, e non è la prima volta, di casi unici in ambito soprattutto ostetrico-ginecologico. Devo dire che ci siamo ritrovati a raccontare dei grandi momenti di grande successo della medicina e soprattutto di genitori felici. Allora, genitori felici, io vi invito ad andare da queste due splendide bimbe che abbraccerete prima possibile, ovviamente i medici se lo augurano, e vi ringrazio per aver partecipato in questo momento in cui, dicevo, fremete per poterli andare a vedere. La strada, diciamo, non è più tanto in salita, possiamo dirlo, dottore Rapisarda, adesso è una strada più piana per questa famiglia, no? Diciamo che la parte più difficile è già stata passata, era la gravidanza. Adesso certo toccherà crescerle queste bambine, ma per loro sarà una grande felicità, ritengo. Allora, grazie ragazzi, grazie davvero, grazie al dottore Bandiera e grazie al dottore Rapisarda, perché noi siamo praticamente, mi dispiace, oggi abbiamo fatto questo, ma ci ritroveremo secondo me, dottore, assolutamente. Queste storie, dottore Rapisarda, lei è un medico esperto, ha visto tantissime cose, chissà, magari servono a incoraggiare i giovani di questo tempo, no? A sperare in un futuro nella medicina del nostro paese, nella medicina, nel Servizio Sanitario Nazionale, che offre davvero tanti professionisti. Raccontare di queste storie quanto serve, secondo lei, anche agli studenti universitari del nostro paese? Ma secondo me è indispensabile, perché i giovani della nostra epoca, a cui noi dobbiamo molto, perché noi abbiamo ereditato un mondo che era pulito, non era inquinato, che aveva riferimenti. Stiamo lasciando a questi giovani un mondo inquinato e senza riferimenti, quindi i giovani non hanno colpa. I giovani hanno tanti meriti. Io l'unico invito che posso fare ai ragazzi di oggi è a credere in se stessi e ad avere fiducia nel futuro, perché tutti abbiamo un futuro, tutti abbiamo il diritto di costruire e portare avanti i nostri sogni. Io ne ho realizzati tanti di sogni, perché ci ho creduto. I ragazzi di ora hanno l'obbligo di crederci, perché sono ragazzi che hanno grandissime capacità. Grazie, dottore Rapisarda, grazie a tutti voi per averci seguito. Il nostro Sicilia 24 Focus domani torna in versione, come dire, diversa, perché sarà con noi ospite il vice sindaco di Catania per rispondere alle vostre domande, e poi nella formulazione classica giovedì alle 14:30. A tutti un buon pomeriggio.